Meno di un quarto d'ora, tanto è bastato al Consiglio Comunale di Rossano per approvare la tanto contestata delibera sul cambio di destinazione d'uso di alcuni terreni privati. Fermata per ben 2 volte dai consiglieri di minoranza, che con la loro assenza hanno fatto venir meno il numero legale, la variante ieri è passata in terza convocazione. In questo caso era sufficiente ottenere l'approvazione dei presenti indipendentemente dal loro numero. Ieri, come previsto, in piazza Marconi non si sono visti Trevisan, Marcon, Baggio, Ganassin, Guarisa e Marinello, ma al sindaco Martini sono bastati 6 voti per autorizzare una delibera attesa da 38 famiglie rossanesi, 31 interessate ad edificare la casa per i figli o ad ampliare la propria, altre 7 che chiedevano, ed ora finalmente hanno ottenuto, la possibilità di riportare terreni da edificabili ad agricoli, così da pagare minori oneri per aree di fatto inutilizzate. Tanto rumore per nulla, insomma, con 8 giorni di ritardo è stata messa finalmente la parola fine su quella che ormai era diventata per tutti la telenovela di Rossano.